Salute a tutti. Oggi ti boschere contare un'istoria totonugoresa. Storia proprio di una squadra di Vubalu che è su Nugoro. Un'istoria che conta non pezzi di sport de su Vubalu, ma vinzar de esos omine nugoresos, de esos pizzino nugoresos, che si sono impinnaus e che hanno fatto manna a questa squadra e che dai su 1930 a oggi galu este si squadre su coro pro son nugoresos e non pezzi pro son nugoresos. Lo facciamo fa vedere de un libro intitolato Passione Verde Azzurra, che conta proprio la storia de si squadra de su 1930 vinzas a de oggi si può narrare. Un'istoria fatta de giocadores, de partier, de risultados, fatta che in articolo del giornale, che conta non pezzi de sormanno, namur de giocadores hermanos che a Zola ne mentovammus unu pro puzzi samus a mentovare sosatero spuru, ma conta finza la storia di una città, che questa poi è sa cosa importante. A fa che questa opera, questa vaina, manna e valente è stato Mario Nurchis, che è noi e chi ni suoi va vedamos proprio desi squadra nugoresa. Salute. Buongiorno a tutti. Tanto, de la povidu mi la po letto su libro, è una vaina spantosa, che a veru si conta la storia di questa squadra, che in datos proprio de tutto, che s'arretter fatta, s'arretter fa dias, sos allenadores, insomma, veramente tutto, dunque sprosos amantiosos, non pezzi de su Vubalu, ma proprio de si squadra nugoresa, questa è una cosa bella meda. Come te naschia questa idea di contare un'istoria così lunga, che dai 1930 a oggi, insomma, bindà da narrare? Beh, la Nuorese è una squadra stimata dai tutti, è una squadra stimata in tutta la Sardegna. Dopo su Castello pare che sia squadra per Sichia, a Sardominica, a Tifosos. L'idea venne a un nepote mio, uno che scoglieva che non ha netta mea, che mi ha posto su Pistichinzo a Tundu su 2010, là, 2011, che aveva andato in pensione, quindi mi hanno come a suo tempo, insomma, tu ischi di scrivere, ha fatto calciatore e allenatore, dunque a poter fare un pago questo travallo. Ma proposto 2 o 3 mesi solo a bipessare perché insomma di piace prima di tutto scomprendere commenti di Pier Faghere, cioè va con fotografie oppure mi copio dai su giornale direttamente dalla formazione, poi la fotografia schiemi la data, chi la devo caricare, insomma tante cose che di Pier ponere prima commenti punto firmo per iscrivere it di Pier Faghere. Dopo 3 o 4 mesi bisogna arrivare, ma ho fatto una scaletta come è nata e poi cominciare a fare fotografie. Travallare in Nugori sa biblioteca, ha provato tra una cosa esatta, tra una bindi che mi da fotografie, che può poter più ponere in archivio i suo computer, che poi dai suo computer la si può spiccare, può seccare, può annanghe, può mezz'orare e tutto. E in tutto questo mi ha da un nepote mio, questo è ingegnere telematico, quindi su chi su computer su travallo su e dunque insomma mi ha da un meda, fino a sprosi impaginazione e tutto. Sar fotografie a chi lo sa pedia, a tutti i giocatori prima di tutto, che sa nuorese archivio non dana, dunque sa poter più demandare a tutti i giocatori che mi danno dato chi è due, chi è chimbi, chi è bindi, chi è chimbanta, chi è educente addirittura, ma hanno dato belle 2000 fotografie, sa viene su travallo, uno travallo è stato proprio di sistemare tutte le fotografie, tutti gli articoli, pro pianificare poi tutto su travallo. Difatti si mostra che qualche fotografia l'ammo noi si impala, contata, ma non era una parte che sta a narrare troppo, forse, ma canto, sono prochento di chi beste il suo libro. Non schiva, certo, non schiva che te un percorso insomma, sos primos annos o vinzas a dire de oggi namus e dunque
si contata chi in fotografias, ma peri chi un montone de datos proprio precisos ite capitava in cada campionato che praticamente si contata sos campionatos cioè da 1954 fino a 1954 tutti gli articoli che ponevano vini uno cada mese, uno cada 2 mesi, dunque non conveniva andare a fare un lavoro di ricerca di questo tipo e tanto sono andato a cercare dai quando ha cominciato a registrare tutte le partite e cioè da 1954 che manta Kimbe. Come te la sconosciamo oggi, chi tinana, chi ha sinzau, arretes, chi insomma... La partita, chi ha sinzau, chi ha stessio, chi ha stintrau e tutto canto. E da 1954 fino a 2006 bisogna formazione, fotografie, biografia dei giocatori. Biografia dei giocatori, poi magari ne vedremo più da innanzi. Sì, difatti si scusa un'altra cosa che mi sta gradendo a me, però siccome è spartito dai decannos a decannos, no? Sul libro, bisogna proprio si schedare dei giocatori per balenter, dai, che e questo pure, cioè contate un'istoria, questo pure, e sta a contare storia per medio di questo protagonista, no? Che non sono, insomma, oggi siamo a giocatori che a Cristiano Ronaldo, ma per questo tempo dettando, ecco, ne mentovamo qualcuno proprio importante che ha fatto storia de Sonugoro. Beh, cominciando dai 1940 50, piviti Virgilio Ganga, Sio di Dinedo Voisi, Scozia, Luisino Conti, poi Pascale Catte, Pintor e poi andiamo da innanzi, Biagi Catecusma, famosissima, e poi diciamo sono gli anni 60 che ne Stellino, Minzone, Porqueddu, Raffaele Lai, Deo Mattesi che poi gioca a Battoranno, insomma, e poi gli anni sono dei 70 che in Solinas e poi Biviti Motti, insomma, grande giocatore. Fino ad arrivare ai tempi nostri che batta questo giocatore di grande spessore come i 83 Biviti Zola, per esempio, e poi Virdisi su 73, e poi su Duamisa come stiamo schinsente che a Festa, e Troianiello, e poi Emerson che ha giocato in Serie A, insomma, tutti giocatori di grande livello, Marco Sanna, insomma. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. A teenage bride with a baby inside, getting high on information. And buy me a star on the boulevard, it's Californication. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement.
per Mancosu, prova sulla corsia di sinistra Matteo Mancosu, poi cambia a cercare Troianello in buona posizione, Troianello supera un avversario, solo davanti a Marchi, 2-0 per la Nuorese, lo ha confezionato Gennaro Troianello con una splendida giocata personale, 2-0 per Troianello al 16°. Difatti sì, leggendo sul libro proprio ti rende conto, no, di su chi è stata, si squadra, no, di su cadau vinza sa città, cattando vini finza sa ecco, grande giocatore, insomma, girava finza ordinare tanto. Certo, addirittura già dai su 40, dai su 30 che ancora a Passamonti che vi vengono da Roma e vi vengono proprio per giocare e poi Piazzi, Sosano Baranta che poi che si sistema in Nugor e ben diateto una bottega in un momento di itte che vi portiere che arrivava da su Bologna e poi su Gimbanta cominciano ad arrivare dal Castello, dal Continente e poi qui famoso sapere Biaggi, Cusma, Sogus e poi Mioni, insomma tutto grande giocatore, Startara, Mischino che è morto, su puro, insomma finza sa oggi su Dinare ha sempre girato bene o male, prima vidi insomma Dinare pro campare come desinata, oggi magari certo scampionato girano milioni, certo non sono cifre schibate in oghe bene o male comunque sempre si stipendiando si lo va che insomma è campangai ma certo non sono cifre che girano in continente o a Sestero, ecco. A proposito di questo, ti scambiamo su Vubalu insomma da esos primos annos e finza di accherre rischire in Nugoro, ecco, come ti scambiamo finza su Vubalu in Nugoro, come ti scambiata si squadra da namus da esos annos 50 a oggi. Anni 50 come te sei nata vini piccino si giocavano proprio per la passione, Dinare non si individia, però avevano questo grande amore per su Vubalu e quindi lasciavano la scuola, lasciavano sul travallo per andare a allenare e per giocare per nuda poi, però tutto per la gloria come te sei nata. Prosa da innanzi, già sono anni 60, insomma, cominciava a girare un paio di Dinare, si giocava già mezzo su perché insomma, sono anni di Gimbanta, finché un paio arretrati su gioco e non vai a grandi allenatori, invece negli anni 60 hanno cominciato a battere allenatori e giocatori di livelli, su 70 finzare di Prusu, e, insomma è sempre mezzorato di Prusu su gioco. Per arrivare insomma su due misa che gente che gioca in Serie A, cioè battere più in squadra tipo con Oliveira, Emerson, Troianello, Marco Sanna, tutti i giocatori Festa, tutti i giocatori che giocano in Serie A. Addirittura Pizzola in nazionale, Virdici in nazionale, prima Biviti, insomma sono stati grandi giocatori sino che pure Baiat, ecco. Zola. Wise. Back beyond Gilchrist for Gianfranco Zola. Oh, it's a fantastic finish. Chelsea take the lead with a little over 5 minutes of the first half remaining, and the only consolation for Oxford United is it took a masterstroke from Zola to put Chelsea in front for the first time in the tie. Touch the ball so well. Zola!
Unstoppable. It's Gianfranco Zola again. Small in stature, big on power. Another wonderful moment from Gianfranco Zola. Here's Zola. Oh, what a beauty. Even the Shrewsbury fans can only admire. This is Zola, just looking for that space. Oh, that's a special goal. And Chelsea are back in the match with a goal that had the trademark of quality all over it. Just looked for that little opening, bided his time, and then found the space. Perfect. Every time a ball goes to a red and white shirt, virtually there's a, that's a foul. That is a foul. Referee's played it on. Zola's had a goal! And it's gone in! Don't want the foul. What a goal! What a goal from Gianfranco Zola. Overdue, yes, but finished in slightly bizarre circumstances with terrific aplomb via both posts. What a bad ball though for Zola, who's gone for the lob. Absolutely brilliant. Well, why bother running the clock down when you've got him in your team? Neil. This is Zola inside the area, and Zola curls one! Delightful goal from Zola! Blackburn 2, Chelsea 3. Zola second. Zola's kick! What do you say about that? A delivery to leave you absolutely breathless and applauding in admiration. Even the Tottenham fans have to have a grudging admiration for that. Di Matteo. Zola, brilliant skill by Zola! What a magnificent goal! If that's the goal that takes Chelsea to Wembley, 19 minutes into the second half, look at that. Wrong-footed Dean Blackwell rolled the ball under his foot and did the rest with his right foot. Magnificent piece of skill from Zola. Gianfranco Zola. Diagonal run to the near post. Audacious little flick. But it comes off his little flick, Martin. Unbelievable pace on this. He's past the goalkeeper before he can react. Fantastic skill. Brilliant goal. Te podiamo narrare invece de esos allenadores? Beh, allenatore, allora, finché su Chimbanta 2, so biviti un po', cada uno si arranzava, tamutiana a qualche amico, oppure un giocatore che faceva allenatore. Poi cominciavo su Chimbanta 3, biviti questo testone, che vedi un ingegnere di risiata spompire di Nugaro, e hanno vinto su campionato, che non è spareggio contro Sagral Marina, mi pare, di San Maddalena. Hanno vinto su campionato, sono andati in quarta serie. Poi hanno cominciato Falcinelli, sta arrivato dal continente, poi insomma dai Nanti Staracce, poi Paradiso, che si stava anche seminatore d'oro, insomma grande allenatore, Startara, e poi dai Nanti Pallerio De Cortes, che sta arrivato da Olbia, che è un grande allenatore, insomma ha allenato a Olbia in Serie C già, sono anni di su 90-60, e poi insomma arrivando ai tempi nostri, che Petrone, insomma che sta un grande allenatore in Serie C sempre. Oggi ovviamente, cioè oggi insomma sono allenatori sono della zona oppure sono sardo, so che insomma si squadra purtroppo che fa là a livello sono pago più ridimensionato là.
la munnao bicchiere dinare, a dir de oggi bicchiere dinare, si che rimu so giocatore bravo, tocca dello spaccare, è inutile, su Vubalergai, oramai è scambiato, ecco, è mudau tutto. Un'altra cosa che queria dimandare, il suo libro batta una parte dedicata alle vecchie glorie, no? Che hanno avuto un sozio proprio, chi traballa a me da Vinzasa pro Zorzovano, ecco, pro vacchera maniera che si squadra bisogna sempre Zorzovano, caso un souvenidore dei squadra, no? Questo è stato un merito di Pasquale Catti che ha riunito una decina di ex giocatori che hanno fatto questa società di sorvezzo, insomma, e che poi che su tempo Zorzovano diventano bestie, insomma, è sempre che sempre a battere a tre giocatori. Io sono fondata nel 1990, mi pare, pro organizzare partiasa e poi tesinata sos incassos eventuali schibato finanziamento dell'ordare a questa organizzazione che non hanno fine di dinari, insomma, via, e quindi dare, insomma, vinzas a questo dinari non è una cosa di totus, e isso l'hanno sempre fatto, come un pago cioè si va che in manco perché è finzar difficile a zappare questa squadra, chi ti può andare la possibilità di fare in casso. Binta Norfaghe hanno fatto una paio partite che sono cantanti, che sono artisti e hanno fatto vincere grandi incassi che poi davano a questa organizzazione dei malati o dei disabili, eccetera, insomma, pagano un'opera su sociale, come ti dicevo. Certo, cosa avete una cosa da importumano, vinza spronugoro che è sempre stata una musu di squadra, è sempre stata una cosa importante, no? Cosa che queria sottolineare è proprio sul settore giovanile de Sanuorese, che ha sempre più un occhio di riguardo, no? Insomma, questo è un pago su neo che questi ultimi anni che a vincere su 92-90 chimbe in Ugoro cioè Sanuorese ha più sempre grande importanza per il settore giovanile. Come questi presidenti arrivano, noi che lo vagano, come anticipato, provare male, ma pensano sempre di abbarrare 2 o 3 anni, quindi non pensano in lungo come anticipato, a provare in un settore giovanile, comprare il piccino e pagare i parametri in modo che piccano sul mezzo di tutta la zona. Si pongono d'accordo magari in una società di solo, poi piccano tutto Zorzovano di questa società, ma Zorzovano di questa società non sempre sono sul mezzo di tutta la zona, quindi vinta la squadra giovanile di Sanuorese non sono stata spruso grandi spessore a musannare e Galuoie addirittura, insomma, sul campionato che sono faccende, credo che di Nugor va fatto 1 o 2 giocatori e basta, poi mi pare che stu cocco mi pare che basta. Bello vinzasa a ischire che vini so scannonieri, no? Come intesinata che zinzata brurrette, no? Isas staiones calcistica, insomma, poi vedo di Apoletto Antonello Stellino, Antonello Lai, Antonello Perra, insomma, che hanno fatto una storia che zinzavano a meda. Sono giocatori che hanno sempre sinzao, infatti sono lo primo stress, manca lo vagare apposta a tutta stress in Antonello, quindi evidentemente è un numero che va di fortuna. Che hanno giocato, insomma, su tifoso, quando loro vediate, insomma, ammaliata questa persona che fa anche questa rete bellissima, insomma, Stellino in particolare perché questa rete addirittura da su corner, o Antonello Lai che sa velocità di sua, e Perra che sa potenzia, insomma, quindi giocatori che baliano e potevano andare da innanzi, ma a nascere in provincia e finza scorso su Dolu che purtroppo non lo viene in televisione, ecco, e quindi non poteva andare da innanzi.
lo podimo narrare schi a tempo ardecando a tempo di soro fini come te podimo narrare come potete essere Ronaldo, e certo a livello nostro no? Chi vini proprio, cioè la gente lo firmava, poi lo podimo narrare chi vini proprio dei VIP, no? su Vubalo. Calicuno si è sposato, vita importante, ha fatto una bella musea, ha fatto una bella famiglia e finché a me da giocatore che arrivava da Ivora, a cominciare dai Sogus, Kuzma, e tutti i giocatori che venivano da Ivora, che si coglievano Sinoga, non ha più visto Sinoga, che si sono sistemati, insomma, e poi questi giocatori di attacco vengono sempre spruso Kirkaos, perché Sinzare, insomma, sa cosa proprio su calcio, stessa rete, e dunque quando uno sinzata è sempre stimato per le usate, Lancio sul quale arriva Steri, ancora Emerson, pallone per Collaro, mette in mezzo Collaro. Champion du monde de football, devenir champion du monde de football, devenir champion du monde de football. La Nuorese è in C2 e adesso è veramente festa. Però namus pro come intesionate in italiano contestualizzare no? Su Camunnau pro li dare una cara insomma a chi a so schiamo urmento va noi sino che abbiamo una fotografia de San Nuorese in Sannu 47 e 48 no e difatti si leghimus proprio chi sono tutte persone che abbiamo conosciuto insomma che vediamo in cammino che insomma salutavamo che insomma persone normali ecco per andare uno beste appunto Godi Zumburru ma Vinza Mele Caderinedda insomma tutte persone che abbiamo conosciuto ecco che lo abbiamo annotto Santo Predino di fa sì Caderinedda e Santo Predino ecco, due cose sopra questo personaggio che insomma a pensare ecco esca lo vediamo in fotografia se no non bagliavamo spesso ecco che hanno giocato su San Nuorese. Beh insomma noi certo siamo giovani non potevamo conoscere questa gente che nasce su bindi che da 8, 20, 21 Virgilio Ganga vede su 21 per esempio ma Vinza tutto Rosatero sono su 22, 24 insomma tutte persone che hanno giocato anni 30, anni 40 e fino ai primi anni 50 e Zumburro ha giocato mi pare fino a su 50 Kimbe insomma fin tutti i giocatori che giocavano a prosunuda insomma prosa passione questa passione che hanno prosu Vubalo e pro azzudare si squadra si quotavano fin a Sisso de Buzzacca per che sulle piazze a Bortas andavano addirittura in camion e a Savino de Sanor Baranta per andare a fare una trasferta andavano in camion e piccavano a fritto a Costazzo come te manno Zomedda andavamo su sopra andavamo in Baia Bento Abba avevamo sempre a Issa che era là e andavamo a giocare non come te su un commo, insomma, che sono come un prosignore. Un'altra cosa invece che chiede di mandare viti su Quadriview. Quando l'hanno fatto su Quadriview? Da quando hanno cominciato a giocare su Quadriview? Dando su Quadriview, su che mannau Dario Cappelli, che è un studioso della cosa nuvorese, pare che l'hanno cominciato su 1928 e viene addirittura Vittorio Emanuele III, pone sa prima preda e battà più uno sovvenzionamento da parte del governo che dava a Sardegna 1 miliardo provagare opera novasa e tanto iscritto a sus prefettos che essere buscato tutte le persone da gabale della vita che provocare idea nuova a provare scaricosa del buono
in Savida. Una di queste cose nuove è appunto questo campo di su quadrivio che hanno fatto, mi pare, la prima prede su 1928 e poi la prima partita è stata fatta su 32, ma la squadra l'hanno formata su 1930. Daitando su quadrivi è sempre proprio sul campo sportivo nostro. Un'altra fotografia bella che a me mi sta gradia a me e chi conta questa pure storia de Nugoro. Este questa che che è nata a giocare del 1946, sempre su quadrivio, una partita amichevole intre democratico, Ghiaorda e Gigino Ledda e totalitario, Ghiaosoda e Sabocao Martino Fedu e che certo, che questa fotografia si legano proprio su Numenes, Martino Fedu, Gigino Ledda che vi su Capitano, Salvatore Marchi, Luigi De Fenu, ma Vinza Saddino Giacobbe e Gonario Pin, insomma tutto gente che noi si conosciamo che fa che parte della storia del numero, ecco, il sospuro giocavano a football e fa che hanno le partite amichevoli e in cui pure un ammento bello, no, de vacche. È stata una partita di divertimento e carrasecare, ma giocavano come ti sei nata oggi a destra e a sinistra, a un'ala bevito Fedio che vi può stare, a Saterà la bevito Zinureda che vedo un grande comunista e dunque hanno fatto questa partita, si sono scorrauso, poi però come sai che capita sempre in Nugos che la finisce sempre chi non ha tasse vino. L'importante è scusso, è sempre in amistà, certo, questo è pensa si spirito dei sport, se no è... Essere, oggi non è facile, tu andai a su campo oggi in continente rischia che tu chidano, che ti andai carchi loco, che ti pungano, che insomma chi ormai sta imparando in tutto. No, che dai, questo lo dobbiamo narrare, che a Murmanteso un'amuso la bellezza dei sport e finza la bellezza delle amistà, che insomma, quando viene a Nugoro noi siamo sempre scontenti e come si accandete si squadra. Tancamo su un ammento quando Nugoro Sanuorese sta andando in Serie C. La prima volta è sul 1984, ha vinto il campionato, Vivanni San Tattareso, allenatore, e Baiameda giocatore de Vora, Meta Tattareso, Castellaio, hanno vinto il campionato, ha fatto purtroppo è tesinata un anno e basta e poi sono tornato a retrocedere, però già arrivare una vita che a noi in Serie C è stata una cosa importante e purtroppo poi ho per un motivo di denaro di altri insomma che sono tornato in Palermo. Certo. Giorni chiari dell'estate, quando
parlavamo fra le passeggiate. Stammi più vicino, ora che ho paura, perché in questa fretta tutto si consuma. Mai, non ti vorrei vedere cambiare mai, perché siamo due destini che si uniscono, stretti in un istante solo, che segnano un percorso profondissimo dentro di loro, superando quegli ostacoli. Se la vita ci confonde, solo per cercare di essere migliori, per guardare ancora fuori, per non sentirci soli. Ed è per questo che ti sto chiedendo di cercare sempre quelle cose vere che ci fanno stare bene. Mai, io non le perderei mai, perché siamo due destini che si uniscono, stretti in un istante solo, che segnano un percorso profondissimo dentro di loro, superando quegli ostacoli che la vita non ci insegna, solo per cercare di essere più veri, per guardare ancora fuori, per non sentirci soli. Superando quegli ostacoli, se la vita ci confonde, solo per cercare di essere sinceri, per guardare ancora fuori, per non sentirci soli, per non sentirci soli, per non sentirci soli, per non sentirci soli. Noi sì, torniamo grazie a Mario Nurkis, però non è scontato, come te naschiu su libro, e mescamente però non è contato a Beru 80 anni de storia, de su Vubalu in Nugoro, ma vincer de Nugoro, casi leghi su libro a Catesa a Beru, tutta sa vita. Este namusu un conto corale, podimo narrare, a Beru, este de leghere, de pompiare, chi sa fotografia, a Beru nos aumentiamo un montone di cose, quindi este a Beru un traballo fatto prosa comunidade. È un libro de leghere a bella bella. Sono, se schenta 48 pagine, va quasi che impiegando fotografie, e dunque stocca di sviluppare nell'intavolino, e cada dia si leggono una o due pagine. Ed non legge solo sos articoli sportivi, sos formazioni, ma ha scritto belle 200 articoli, non solo dei sport, ma vincer dei Nugoro, vincer sos schemi dei giochi sul mondo, dai quando nasce su calcio,
i suoi futboli su 1800 e dunque ecco, devo invito a tutti a si lo legare a bello ma si lo legare tutti e a pompiare bene tutti a parte schibata a prima che riguarda il numero, poi tutta la formazione, se poi batta una parte che può dedicare per esempio a questa squadra giovanile del 60 e che in tanta fotografia poi può dedicare una ventina di pagine a Fizza da Sattile che in tutta la fotografia se dunque bisogna fin da tutti i giocatori di Sattile che hanno giocato in questi eventi che vanno e dunque invito a tutti a si lo piccare sul libro e a si lo leggere a bello. Roberto Goveani, dalla eccellenza in Serie C in 2 anni, una gioia così come si può descrivere? Non si può descrivere, noi avevamo fatto un programma 3 anni in C2, ci siamo andati in 2 anni, se le condizioni ci saranno non c'è il 2 senza il 3, questo non è un punto di arrivo ma è un punto di partenza. Una vittoria come questa serve una dedica assolutamente. Io la dedico a mister Petrone perché è l'unico insieme a me che ai primi di dicembre ci ha creduto. La dedico a tutti i tifosi che a un certo punto hanno iniziato a crederci anche loro e che sono venuti qua oggi a sostenerci. Ce lo siamo meritati tutti insieme. Ecco, è la vittoria di un gruppo, questo credo sia indiscutibile. Sì, è un gruppo che si è cementato nelle difficoltà e per gruppo parlo dei giocatori, dei tecnici e dei dirigenti. C'erano giocatori che oggi in panchina hanno dato il meglio di sé anche non giocando per quella che era la tensione. È un gruppo che penso che possa andare lontano anche in futuro. Nessuno vi ha regalato niente? No, a noi nessuno ha regalato niente, regali non so se ce ne siano stati da altre parti, noi non ne avevamo bisogno, non abbiamo chiesto regali e non abbiamo fatto regali, non ne avevamo semplicemente bisogno, siamo i più forti e l'abbiamo dimostrato credo in ogni circostanza. Roberto Goveani è arrivato a Nuoro perché sapeva di arrivare in una grande piazza, felice? Io sapevo di arrivare in quello che consideravo il mio paese, nel senso che per certi versi ha delle grandi similitudini con il mio paese. Mi sento a casa, mi sento bene e spero che si possa fare tanta strada tutti insieme. Una vittoria che credo sia indiscutibile, la miglior squadra del campionato. Di solito nel calcio si dice che è difficile vincere e giocare bene. Questa squadra, almeno per quello che mi riguarda, l'ha fatto da quando sono venuto e quindi abbiamo strameritato la vittoria del campionato. Una dedica particolare? La dedica particolare la do solo a chi ha avuto fiducia in me, che mi ha chiamato al presidente, parlo del presidente ovviamente, a novembre e ovviamente a tutti i ragazzi, a chi mi è stato vicino in questi mesi, lo staff. È una particolare dedica a mia moglie e a mia figlia che mi sono stati vicini. Senti, c'è stato un momento nel quale hai capito che questo campionato l'avresti vinto? È stata la sconfitta di Alghero. Il mercoledì dopo ci siamo ritrovati tutta la squadra in un locale di Nuoro, abbiamo festeggiato il compleanno di Gianluca Festa e là ho visto che il gruppo era unito e voleva realmente raggiungere questo obiettivo e ci siamo riusciti. Senti, una grande piazza Nuoro merita questa promozione come l'avete meritata voi come gruppo? Io l'ho sempre detto dall'inizio al presidente quando aveva preso la Nuorese, ha le potenzialità per fare la C. E mi è fatto molto piacere che ci sono riuscito io a portarla in Serie C, ovviamente con l'aiuto di tutti. E credo che con una giusta scelta, con una scelta intelligente, questa società potrà ancora crescere.
descrivi la gioia di questa seconda promozione consecutiva? È una gioia incredibile, non ho neanche parole perché non riesco neanche a parlare, sono talmente emozionato che volevo spendere 2 parole per dedicare queste 2 gioie alla gente di Nuoro, perché se lo meritano, tutta la gente di Nuoro in generale, perché è incredibile, sono venuti in 400, 300, non so quanti sono, però sembrava che eravamo in casa oggi, è un'emozione incredibile. Però alla festa ci sei anche tu. Sì, è stato il coronamento di un sogno, abbiamo fatto un campionato penso eccezionale, abbiamo buttato qualche punto, per questo ci siamo ridotti alla penultima partita, però penso che è la squadra più forte, la Nuorese l'ha dimostrato. Senti, una dedica doverosa. Beh, la dedica a mia moglie sicuramente, che mi sta sempre vicino, anche nei momenti più brutti come è stato nell'ultimo periodo, mi è stata vicino, quindi la ringrazio. Senti, la vittoria di un gruppo, questo è indiscutibile. Il gruppo penso che sia l'arma fondamentale di quest'anno, anche se abbiamo avuto una grossa cifra tecnica in squadra, però penso che il gruppo sia la cosa fondamentale. Gianluca Festa a Nuoro, 2 promozioni in 2 anni, te l'aspettavi? Sì, no, non è vero. No, diciamo che ci credevamo tutti e già all'inizio della stagione sapevamo che questa squadra è una squadra competitiva, quindi io penso che abbiamo meritato questo risultato perché siamo riusciti a gestire bene i momenti di grande difficoltà e quindi sicuramente un risultato che ci paga ampiamente per gli sforzi che abbiamo fatto. Senti, hai vinto tanto nella tua carriera, cosa ti hanno dato queste 2 vittorie a Nuoro in più? Diciamo che oggi ho raggiunto un piccolo record perché è la quarta promozione di seguito, quindi per me è motivo di grande soddisfazione. Poi penso che la città meriti una squadra a questi livelli e quindi soprattutto il pubblico ci è stato molto vicino e questo per me è stato molto importante. Ci ritroviamo nei professionisti di nuovo, adesso valuteremo un attimino. La descrizione di un attimo, le convinzioni che cambiano e crolla la fortezza del mio debole per te. Anche se non sei più sola, perché sola non sai stare e credi che dividersi la vita sia normale. Ma la mia memoria scivola, mi ricordo limpida la trasmissione dei pensieri e la sensazione che in un attimo qualunque cosa pensassimo in 2 poteva succedere. E poi cos'è successo? Aspettami, oppure dimenticami. Ci rivediamo adesso, dopo quasi 5 anni. Come sempre sei la descrizione di un attimo per me. Ai 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 ai, come sempre sei un'emozione fortissima. Mi hanno detto dei tuoi viaggi, mi hanno detto che stai male, che sei diventata pazza, ma io so che sei normale. Mi chiedi di partire adesso, perché i numeri e il futuro non ti fanno preoccupare. Vorrei poterti credere, sarebbe molto più facile rincontrarci nei pensieri, distesi come se fossimo sospesi ancora nell'attimo in cui poteva succedere. E poi cos'è successo? Aspettami, oppure dimenticami. Ci
5 anni